Mister Mereu, una vittoria, un 3-0 netto, insomma, contro un avversario. La squadra ha iniziato col piglio giusto sicuramente, perché nei primi minuti di gioco abbiamo avuto una grande pallagol con Falchi proprio al pronti via, che di testa non è riuscito a raggiungere un tap-in di Cocco. Poi c'è stato il tiro di Puddu, un tiro stesso al cui il loro portiere ha risposto molto bene, e poi c'era l'episodio del calcio di rigore per noi sicuramente, che non c'è stato dato. Una volta che è arrivato poi il rigore che ha sancito poi anche l'espulsione del loro portiere e contestualmente anche del loro difensore, la partita paradossalmente è diventata difficilissima, perché riuscire a mantenere concentrazione giocando 9 contro 11 quando manca ancora 80 minuti di gioco diventa difficilissimo, perché hai tutto da perdere, devi gestire tutte le emozioni che sul campo normalmente si esprimono in determinazione e grinta, quale devi vivere con serenità, tranquillità, perché se non rischi poi di prendere delle ammonizioni o di prendere dei cartellini inutili. Per cui insomma alla fine c'è stata una gestione della gara intelligente da parte della mia squadra, ma direi che dopo l'episodio del rigore e dell'espulsione la partita era finita. È lunga, noi dobbiamo sicuramente migliorare nelle esecuzioni finali, perché la squadra anche oggi, voglio dire, fa buon esercizio di circolazione di palla, troviamo anche delle buone verticalizzazioni, ma poi quando arriviamo a tirare sembra che il portiere diventi gigante e la porta piccola. Dobbiamo imparare a vedere il portiere nella sua dimensione e la porta nella sua dimensione. È una crescita in termini di maturità che dobbiamo cercare di fare tutti.